Ed eccoci, come si può notare dalla didascalia, a San Polo, anche se non ci sono cavalli, non si fa golf, No, non è il protettore, diciamo, perché c'è poi tra l'altro un po' nascosto dalle parti di Castelnuovo Berardenga, però provincia d'Arezzo, vicino, zona Marcegaglia, c'è un polo internazionale nascosto, strano ma vero. Qui invece San Polo, siamo con l'enologo di origini venete. Sì. Ecco, trapiantato qua anche perché siamo Shea Allegrini. Esattamente. Qui è uno dei punti nel mondo, in Italia in modo particolare, dove si producono, oltre che nel Veronese, Valpolicella, i vini della famiglia Allegrini, che come va di moda anche qui in Toscana, se sei in Chianti devi essere a Montalcino e Bolgheri, più o meno anche con l'Amarone stanno facendo questa cosa qua. Ecco, si fa questa cosa qua, e quindi ecco che chiaramente arrivano questi grandi enologi come il nostro Riccardo al secolo Fratton, quindi proprio l'origine veronese controllata, appena terminato il Vinitaly, e diciamo che lui, non so se l'hai fatto tu, se ti posso dare del tuo, come in Inghilterra, no? Come gli inglesi, cioè l'hai fatto tu questo vino 2020. Confermo di averlo fatto. Io sono a San Polo dal 2015, per cui quindi è un vino, possiamo dire, dello chef de cave appunto attuale, anche perché se con certe annate, ecco, certe volte c'è anche stato un passaggio. Uno fra tutti, Massetto prima, se non ricordo male, era degli Antinori, passato Frescobaldi, quindi chiaramente si fa una verticale. Chiaro che c'è un cambio. Esatto. Quindi, bene, qui invece siamo in tempi recenti, non è il cosiddetto vino novello, però insomma nei confronti del Brunello è sicuramente un vino che ha un'ottima bevibilità, se ne produce meno, i grandi produttori come sembra Case Basse hanno nella loro storia fatto qualche annata di rosso di Montalcino, quindi per il momento costa poco, costa molto, è buono, meno della metà. Però non è come il tartufo, in questo caso si fa fatica a trovare, ecco, perché ce n'è molto poco. Ecco, l'hanno bevuto tutto. Meno di un quarto rispetto al Brunello. Quindi noi non abbiamo un gran numero di bottiglie, ma una ce l'abbiamo, è questa. Ecco, the winner is, questo è proprio il 2000. Avete fatto anche le Magnum? Abbiamo fatto anche le Magnum. Ecco, ma quelle se le sono pure mangiate. Sì, chiaramente insomma è stato così, è andato a ruba dopo l'uscita, insomma, della certo. Quindi viva il rosso di Montalcino, anche perché questa è un'annata, quella recente, fine anno 2023 di un Aspettetto, dove praticamente abbiamo il numero uno, come al solito si piazza sempre nei primi tre, il Brunello di Montalcino, e poi non ce ne sono altri da Montalcino, e tutto vi salutiamo, con però al numero 72 il rosso in questione. Il Chianti invece festeggia, penso addirittura con 8 aziende, e quindi per approfittare diciamo che è una sorta di Chianti di lusso che si fa però a Montalcino, come ci sono dei 100% Sangiovese nel Chianti, che in effetti ti ricordano un po' queste zone dove siamo in questo momento. Questa è la sala degustazione. La nostra sala degustazione, esattamente. Bene, allora parliamo di questo vino, perché questo è quello che io so, ecco, quindi poi se ho sbagliato mi correggo. No, assolutamente, hai detto tutto giusto. Se ti posso dare del lei. No, prima se ci diamo anche del tu, meglio, è ancora meglio, ancora vai. più facile. Bene. Rosso di Montalcino 2020, chiaramente come si diceva prima è un vino che diciamo è la versione più fresca, più bevibile, più godibile rispetto al Brunello di Montalcino, costa molto meno, tendenzialmente costa meno della metà, ed è un vino che si riesce a stappare con occasioni di consumo più semplici, più conviviali. La 2020 è stata secondo me una bellissima annata perché è stata tendenzialmente fresca, cosa che negli ultimi anni comincia a diventare abbastanza rara, abbiamo sempre più annate calde, e quindi dà questa bellissima espressione di eleganza, di finezza, di freschezza. Non ha una grandissima struttura, ma è così che ci piace il Sangiovese. Un Sangiovese d'altura, più elegante, più fine, che non ha bisogno di grandissima struttura per essere un grande vino. Quindi dopo le annate di Brunello 2015-2016 stiamo aspettando chiaramente la grande annata, non so se lo sapete già, si sa già, o questo già 2020 potrebbe anche voler dire che il rosso è venuto bene.
No? Per me, per noi di San Polo, è una bellissima annata, non ha la struttura che di solito si tende a legare a quelle che sono considerate le grandi annate. Probabilmente dovremmo aspettare la 21 per avere la grande annata da Brunello, e la 2020 è una bellissima freschezza che a me piace tanto. Io adoro il Sangiovese fresco, il Sangiovese lineare verticale, però per avere la grande annata da Brunello dovremmo aspettare la 21, che sarà una bella annata. Bene, quindi siamo qui insomma in zona Montalcino, in effetti siete di fianco anche a ex, non dico numero 1, numero 2 fattoria di Barbi, anzi siete sulla strada dove c'è il museo, tra l'altro il museo che è stato proprio dedicato a Montalcino, e quindi insomma una via un po' stretta, in effetti se sbagliate attenzione, insomma se vedete l'insegna girate con tranquillità, perché è lì che dovete girare, altrimenti fate come me che ho tirato dritto, poi fare l'inversione U, chiaramente ecco, quindi è un po' più difficoltoso. Altre cose che fate, chiaramente le vedo qua, qui tutto San Polo, allora, qui non c'è un Amarone, non c'è un Allegrini, non c'è neanche Villa il Tesoro, Poggio il Tesoro. Siamo tutte aziende sorelle, però ogni tenuta fa degustare i suoi vini, vende e presenta i suoi vini. Vedete, questo è il nostro, diciamo, portafoglio prodotti. Produciamo 7 vini a partire dal nostro vino IGT, poi facciamo il Rosso Montalcino, un vino molto particolare 100% Sangiovese, si chiama Anfora Vignamasso, vinificato affinato in anfora, e poi chiaramente cominciamo con tutti i vari Brunelli. Abbiamo il Brunello di Montalcino, la riserva di Brunello e 2 singoli vigneti, quindi 2 cru, uno si chiama Podernovi e uno si chiama Vignavecchia. Quindi questa è tutta la nostra produzione. In totale non produciamo molte bottiglie, siamo sulle 120.000 bottiglie in tutto, quindi sono 7 vini ma con una produzione tendenzialmente limitata. No, quindi solamente vini rossi, chiaramente. Solamente vini rossi, ecco, Montalcino, terra di vino rosso. Quindi sì. Neanche vino da dessert, Vinsanto, piuttosto. E allora abbiamo piantato Moscadello, esattamente. Nel 2021 abbiamo estirpato una piccola parte dei nostri vigneti, perché non era tutto, non avevamo solo Sangiovese, abbiamo voluto mettere Sangiovese 100% dappertutto, a parte una piccola superficie di circa mezzo ettaro che abbiamo dedicato al moscato bianco per produrre Moscadello. Essendo un impianto del 2021, le viti sono ancora molto giovani, ma fra qualche anno produrremo il nostro Moscadello di Montalcino in versione vendemmia tardiva, quindi come vino dolce, come vino da dessert, insomma. Quindi non ce l'abbiamo al momento, però è una delle cose che vogliamo fare. Il motivo è diciamo, per recuperare una tradizione che c'è sempre stata a Montalcino. Negli ultimi anni un po' si sta perdendo, perché sempre meno aziende lo producono, e chiaramente perché siamo tutti più interessati a produrre Brunello, però ci fa piacere ritornare a produrre questo vino che è anche più storico rispetto al Brunello, perché se ne è parlato già dal 1300, quando il Brunello nasce a fine 1800. Quindi l'uva è il moscato bianco. Cioè sarebbe questo che si usa anche a Pattelleria, esatto. Sì. Ecco, il moscato, varietà che qua aromatica. Chiaramente viene diverso. Esattamente, qui tendenzialmente si tende a vendemmiare molto presto, verso la metà di agosto, qualcosina dopo, e in modo che abbia una bella maturazione, una bella concentrazione, ma non perda la freschezza aromatica tipica del moscato. Io sai che sono, oltre che un merlottiano, un amante del Cabernet Franc. Parlaci di questo vino celebre invece a Bolgheri, e là c'è un altro enorme appena arrivato. Esattamente, Christian, se puoi, che è arrivato un paio di anni fa. Che ha un 100% di Cabernet Franc. Esattamente, a Poggio il Tesoro produciamo un vino che è 100% Cabernet Franc, si chiama Dedicato a Walter. La dedica viene dalla volontà di Marilisa Allegrini di dedicare questo vino al fratello Walter, con il quale ha cominciato l'avventura bolgherese nel 2003. Purtroppo proprio nel 2003 Walter è mancato, e quindi Marilisa ha voluto portare avanti questo progetto comunque, dedicando il vino di punta, il vino simbolo dell'azienda, un 100% Cabernet Franc, al fratello Walter. È un vino molto particolare perché chiaramente ha la concentrazione e la potenza che il Cabernet Franc acquisisce a Bolgheri, dove siamo chiaramente sul mare, e però ha anche una bellissima finezza, una bellissima eleganza, ed è proprio veramente un vino che ti fa capire qual è l'essenza di Bolgheri, questa luminosità, questa bella maturazione, ma anche con una bellissima freschezza che deriva appunto dal mare. Bene, complimenti. Per chiudere, grazie. Anche chiaramente un Amarone, a questo punto penso che a Verona, comunque dal Policella, ci sia anche lì il vino top.
Qui mi sembra che sia il rosso di Montalcino, qui da voi a San Paolo. Abbiamo il Cabernet Franc 100% ai primi posti della Gentleman classifica, che consideriamo parecchio perché è una classifica che riunisce tutte le guide e quindi è piazzatissimo. E quindi invece com'è la località in Valpolicella? Fumane, nel paese di Fumane, proprio nella Valpolicella classica. Ve ne cito uno particolare, un po' meno conosciuto ma molto buono, che vi invito se volete a provare. C'è una bellissima villa veneta a Fumane che si chiama Villa della Torre, è un progetto un po' più nuovo della famiglia Allegrini e che produce un bellissimo Amarone. È annata corrente, al momento è annata 2019, è un Amarone come lo Camillo d'Altura, fatto con una percentuale maggiore di Corvinone, che dà queste note un po' più fresche, un po' più speziate, sempre chiaramente un vino di grande struttura, un vino fatto con l'uva passite, ovviamente come si usa per fare appunto la maggior parte dei vini della Valpolicella. È un vino veramente molto particolare che vi invito a provare, azienda Villa della Torre Allegrini. Bene, e qui ricordiamo, mi sembra di capire, sono andato in bagno un attimo e non trovavo più la porta per tornare qua, anche perché in effetti il bagno dà sulla cucina e si vedeva solo la cucina, certo. E poi ho visto che sono le camere da letto, cioè assolutamente tutto, abbiamo quindi cioè uno degusta e poi si può rilassare, perché in effetti è meglio che non qui. Esattamente, se è stata una degustazione impegnativa abbiamo anche la possibilità di fornire un minimo di... quindi dove siamo qui. Bene, camere, per cui, insomma, direi che è tutto. Quindi da San Paolo, Montalcino, attenzione, bisogna mettere San Paolo Montalcino perché se no vi manda in Chianti. È vero. Perché c'è San Paolo in Chianti. Ecco, quindi è importantissimo.